Questo è uno scenario apocalittico. Ma cosa c'era qua? Adesso vediamo pietre, pietre, pietre. Qua c'era la valle che scendeva e il fiume ha portato giù il torrente, l'acqua ha portato giù, vedete, massi, macigni, e questa è la situazione. È uno scenario impressionante quello che ci troviamo davanti risalendo per via Collalto a Solagna. L'acqua ha trascinato verso valle una quantità enorme di massi che sono finiti contro queste case. Quasi svenuto, ti dico la verità, guarda, perché la tensione portata sui bambini da 4-5 anni, quando sono arrivato su. Guarda, impressionante, io penso ho 75 anni, però guarda, una cosa così, bisogna provarla, perché pensa a quei sassi qua che ti battono contro la casa e non avevamo scampo di uscire perché correva l'acqua sia a destra della casa sia a sinistra. Una cosa impressionante, guarda. Attimi di paura che il signor Bruno Smagnotto non dimenticherà mai. Ha portato in salvo i suoi 4 nipotini ai piani superiori della casa, intorno i 2 fiumi di fango e pietre. Un rumore tremendo, la casa che tremava, stessa sorte anche per l'abitazione del dottor Antonio Ricciuti, per tanti anni medico di famiglia in paese. Ecco, lì tutto il materiale ha sfondato vetri e ha sfondato porte, è entrato in casa insieme all'acqua che praticamente ha raggiunto un'altezza di 2 metri e passa, come vedete. Siamo, non dico disperati, ma scoraggiati, questo sì. Girando per queste case, incontrando questa gente, parlando con loro, emerge prepotente il tema della sicurezza. Inutile, ci dicono, lavorare a valle se non si sistema a monte. E così con il signor Bruno raggiungiamo il punto critico da dove è partito il fiume di fango che ha invaso Solagna. Se hanno fatto una valle larga 4 metri i nostri vecchi e tu per l'imboccatura fai 1 metro, come fa a ricevere l'acqua? Si vede che c'erano queste precipitazioni anche una volta, oppure hanno previsto? Il danno è partito da qua. I residenti puntano il dito su lavori eseguiti qualche anno fa, un tubo insufficiente, l'acqua costretta in questa grata e quindi nella condotta di cemento, troppo piccola rispetto alla valle. Il materiale che ha portato via è quasi tutto da qua, è da sotto, dove ha trovato il tubo che non recepiva, che è stato intasato logicamente. Se c'era la valle, ma sono polemiche.